Signore e signori, buonasera e buona domenica qui dal Palaferrarin di Breganze. Siamo in attesa dell'entrata in pista dei giocatori per l'attesissimo incontro fra Hockey Breganze e Hockey Montecchio Precalcino. Eccoli che stanno entrando. Dapprima il Montecchio Precalcino, scortato dai giovanissimi, le piccolissime leve del Breganze, che scortano i giocatori ospiti qui in questa serata molto attesa. Siamo in diretta sul canale YouTube Fischer TV per trasmettervi appunto gara 14 del campionato nazionale Serie A2 Girone A. Questa sera qui collegati dal Palaferrarin di Breganze e grazie anche alla regia di Marian Munteanu, e trasmettiamo qui in diretta la partita. Vedete già sullo sfondo gli arbitri, che saranno il direttore di gara, il signor Francesco De Palma, e coadiuvato al tavolo da Luigi Luna, in attesa dell'entrata del Breganze. Un attesissimo incontro, come abbiamo detto, una specie di rivincita. Il Montecchio Precalcino con il blocco argentino sta fiutando, sta odorando i playoff, si è portato in quinta posizione, a seconda proprio in parità. Quinta posizione per i playoff, che vuole sicuramente strappare, agguantare e aggiudicarsi il secondo round dopo la stagione regolare, mentre il Breganze, capolista, ha forse qualche nervo un po' acceso, visto il risultato dell'andata. Partita a Montecchio Precalcino terminata in perfetta parità 1-1, unica partita che non ha vinto l'Hockey Breganze, quindi sicuramente attende il Montecchio Precalcino qui in casa per una rivincita. E possiamo già dare le squadre, le distinte squadre. Prego la regia di metterle qui in visione. Eccolo qui, Montecchio Precalcino scende in pista con Marco Zanfi, numero 1, Franco Giuliani, numero 5, Thomas Crovadore, numero 6, Filippo Tiella, 7, Davide Zanini, numero 8, Nicola Pozzo, numero 9, Calvo Nahuel, numero 2, Michele Dalla Valle, numero 4, Andrea Dalla Valle, numero 3, Riccardo Porzato, numero 10, allenatore il signor Martin Ginestar. Questa formazione dell'Hockey Montecchio Precalcino. E mentre qui dal campo, dalla pista, lo speaker ufficiale sta dando le formazioni, noi passiamo all'Hockey Breganze, che scende in pista, classica formazione con al numero 1 Marco Todeschini, con il numero 13 Antonio Tagliapietra, con il 28 Tommaso Battaglin, con l'87 Tommaso Volpe, con il 5 Pietro Agostini, con il 14 Posito Facundo, con il 53 Stefano Dal Santo, con l'88 Cristian Costenaro, col 27 Giovanni Tagliapietra, col 25 Giuseppe Tagliapietra. Allenatore, neanche a dirlo, il signor Gabriele Tella. Queste le due formazioni in pista. Adesso non attendiamo solo le decisioni dei mister, che daranno i 5 partenti, quindi per capire un pochino le strategie, cosa intenderà fare un allenatore e l'altro, che chiaramente si scontrano fuori dal campo, ma i propositi, le strategie verranno proprio messe in atto dai propri atleti. Alla vostra destra, con il completo nero e verde, il Montecchio Precalcino, mentre alla sinistra dei vostri teleschermi in bianco-grigio il Hockey Breganze, che si prepara all'incontro. Saluti iniziali. Adesso non ci resta che aspettare il quintetto di partenza, e poi il signor Francesco De Palma darà il via alla partita.
attesissima incontro, attesissimo derby. Pubblico notevole sta affluendo sugli spalti. Ecco allora che saluti anche fra i giocatori. Vediamo cosa intende fare il squadra, penso base per la squadra di casa, l'Hockey Breganze, ma già che si sta delineando, mentre per il Montecchio Precalcino abbiamo eccolo qua, con il numero 1 Marco Zanfi in porta, poi i due con il numero 2 Calvo Maldonado Nahuel, poi abbiamo con il numero 5 anche capitano Franco Giuliani Marchetti, con il numero 9 Pozzo Nicola e con il numero 3 Andrea Dalla Valle. Questa è la formazione, i partenti del Hockey Montecchio Precalcino. Il Breganze che si sta apprestando alla partita, il 25 in porta Giuseppe Tagliapietra, poi abbiamo l'87 Tommaso Volpe, con il numero 14 Facundo Posito, con il numero 27 Giovanni Tagliapietra, col numero 88 Cristian Costenaro. Tutto è pronto ed è inizio del match. Muove la palla il Montecchio Precalcino, va subito al tiro Franco Giuliani, non tiro a lato, ma è subito movimento a 1000 da parte delle due formazioni. Non c'è o i giocatori si sono scaldati nel prepartita, altrimenti si andrà subito a pieno regime di gioco, con Tommaso Volpe che da all'indietro non agguanta Andrea Dalla Valle, e allora prima blocca Giuliani l'iniziativa di Giovanni Tagliapietra. Siamo sul fondo, Cristian Costenaro e Calvo Maldonado che si stanno schiarendo la voce. Primi match, primo incontro, primo scontro, così tanto per togliersi il nervosismo di dosso, l'adrenalina accumulata nel prepartita, come si suol dire. E allora palla al Montecchio Precalcino, Calvo Maldonado per Andrea Dalla Valle, scarica su tiro di Giuliani, è di pochissimo a lato sul montante sinistro. Riparte il Breganze, scontro fra Marchetti e Giuliani e Costenaro. Partita Volpe che tentava di servire, Facundo non ce la fa, e allora è Calvo Maldonado che su passaggio di Giuliani muove palla. Adesso il Montecchio Precalcino a centropista con Pozzo e Calvo che viene in avanti. Il numero 2 del Montecchio non riesce proprio a tirare all'ultimo, deve dare l'indietro Andrea Dalla Valle, tiro da lontanissimo, niente da fare, nulla da fare, niente di pericoloso, esce di molto dalla porta di Giuseppe Tagliapietra. Calvo Maldonado ci mette molto impeto e guadagna anche un fallo, ma non ci sta il signor De Palma e dice attenzione, bisogna ritornare un pochino all'indietro. Allora riparte il Montecchio Precalcino con Pozzo per Andrea Dalla Valle, attaccato da Posito, passa a Calvo, tiro di Calvo, si schianta sul corpo di Cristian Costenaro, passaggio a Volpe, tiro raso terra, para Zanfi. Subito si è acceso il Breganze con un attacco formidabile, per un non nulla è riuscito Zanfi a chiudere, tiro raso terra come abbiamo detto. Adesso Giuliani si trattiene la pallina, ancora in attacco, tenta di servire Dalla Valle, ma c'è il 14 del Breganze
che dà Volpe per Giovanni Tagliapietra, tiro para Zanfi, è riuscito quasi di 1 metro, insiste il Breganze, tiro ancora di Volpe, parata di Zanfi e forcing del Breganze. Non appena hanno allentato un attimo le maglie il Montecchio Precalcino, adesso cannonata di Giuliani che, deviata dal portiere, ritorna in pista. Allora Calvo, Maldonado, Andrea Dalla Valle, tiro da lontano, deviazione, tocca ancora per Dalla Valle, passa a Giuliani tenta di far penetrare un assist, ma la difesa del Breganze ha chiuso le maglie, non passa niente. Ancora Facundo Apposito, è chiara la strategia messa in atto da Martin Ginestar, chiarissima, la mette sul corpo a corpo. Adesso frana Cristian Costenaro a terra, proprio sull'angolo dell'area del Montecchio Precalcino. Ripartirà quest'ultimo. Tocco Pozzo Calvo, Dalla Valle. Non si è ancora, sbloccata proprio dal vero la partita. Siamo ancora nelle fasi iniziali. Devono trovare il ritmo giusto, le occasioni, crearsele. Eccola, e infatti in questo momento non riesce Giuliani. Gli sfugge un attimo Giuliani Marchetti, gli sfugge quell'attimo, ma insiste il 5 del Montecchio Precalcino. È un continuo anche da parte della squadra ospite, velocità di scambi notevolissima, alla pari con la capolista Giovanni Tagliapietra. All'indietro Facundo Apposito, adesso scambia con Volpe, ci sta un attimo pensando il Breganze, trovare l'occasione giusta, e recupera la pallina Cristian che l'aveva perso, tiro da lontanissimo di Facundo, fischia palla alta il signor De Palma, quindi palla a centropista. E Giuliani Marchetti non stanno, Calvo e Giuliani Marchetti partono, ma l'arbitro stava parlando, quindi non aveva dato l'inizio del gioco. Sembra chiara la strategia del Montecchio Precalcino, innervosire al più possibile gli avversari. Forse pensano di avere qualche chance in più. Si sta spiegando il signor De Palma. Adesso è tutto pronto per far ripartire il gioco. Giuliani Marchetti per Andrea Dalla Valle, recupera il Breganze, Facundo per Giovanni Tagliapietra, chiude il Montecchio Precalcino, rilancia con Franco Marchetti che tenta di dare a Pozzo, recupera il Breganze, Volpe e Costenaro riescono a rubare la pallina, a iniziare il contrattacco. Ben piazzata la difesa del Montecchio Precalcino, Volpe riesce a superare un primo avversario, non Franco Giuliani, ha postato proprio nell'area per recuperare le palline. Allora insiste il Montecchio Precalcino, tiro molto teso di Giuliani Marchetti, para Giuseppe Tagliapietra, insiste il Montecchio Precalcino, Calvo ancora il tiro, si schianta sui pattini della difesa del Breganze, ma si sta producendo in un forcing il Montecchio Precalcino. Vediamo con Calvo
che si libera, va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra, ancora palla al Montecchio Precalcino, è Dalla Valle che aveva fatto una specie di Veronica, ma ferma tutto De Palma, fallo del Montecchio Precalcino, palla al Breganze, Cristian Costenaro va al tiro, molto pericoloso, chiude Zanfi, recupera Giuliani Marchetti da solo, azione, tiro in solitaria, non va a buon fine nella ripartenza, tiro di Giovanni Tagliapietra, la pallina si ferma sulla rete di fondo, però dopo la deviazione del Montecchio Precalcino, quindi sarà palla per il Hockey Breganze. Tanto sono trascorsi i primi 7 minuti di gioco, risultato bloccato sullo 0-0, occasioni proprio chiare, limpide e pericolose non ce ne sono state, nemmeno tiri proprio impossibili fino a questo momento, quindi anzi direi che si è calmata la partita rispetto all'inizio molto scoppiettante delle due formazioni. Calvo, tiro rasoterra, ferma il Cristian Costenaro, tocco fra Volpe e Facundo Posito, rilancia subito Marchetti da solo, stava per tirare Giuseppe Tagliapietra, gli ruba la pallina, gli ruba anche il tempo, e allora Cristian Costenaro, attaccato da Giuliani Marchetti, che viene richiamato, troppa foga, si scusa con il numero 88, però viene nuovamente richiamato a voce dal signor De Palma, quindi possibilità per il Breganze di iniziare l'azione. Posito per Giovanni Tagliapietra, agganciato alla rugby da Calvo, e quindi è il Breganze in avanti. Cristian Costenaro, entra in area, riesce a tirare, non supera Zanfi, non riesce a superarlo, fallo adesso del Breganze e siamo 3-2, tutto sommato, per la velocità, per gli scatti, per gli scambi di gioco, la partita tutto sommato corretta. È entrato in questo momento Davide Zanini in pista, il numero 8 del Montecchio Precalcino, scambia con Calvo, va al tiro, rasoterra, Giuseppe Tagliapietra piazzatissimo, blocca e spara via, però pallina ancora al Montecchio, tenta Zanini di servire Calvo Maldonado, stratonato, malmenato da Giovanni Tagliapietra. Adesso è Marchetti che tenta di entrare da solo, lo ferma Posito, passa a Giovanni Tagliapietra che non perde l'attimo del tiro proprio al momento giusto. Un peccato per Breganze, che adesso si accascia un attimo qui sotto la nostra postazione. Non abbiamo visto Giovanni Tagliapietra, non abbiamo scorto cosa fosse successo. Certo che gli scambi corpo a corpo sono continui. Spinta adesso da Tergo di Davide Zanini su Cristian Costenaro, time out chiamato da Mister Tiella. E primi cambi anche nel Breganze, entra il 53 Stefano Dal Santo e il 28 Tommaso Battaglin per il Breganze, mentre il Montecchio Precalcino non cambia l'assetto fino a questo momento. Vedete, Tiella sta richiamando i propri giocatori, sta dando delle disposizioni chiare, limpide.
acceso anche il trasporto con cui sta parlando il mister Tiella. Non l'abbiamo mai visto così intraprendente e così deciso verso i propri atleti, certamente per spronarli. E allora partenza Tommaso Battaglin per Facundo Posito. Stefano Dal Santo fa toccare palla a tutti i giocatori, soprattutto i neoentrati. Tiro di Dal Santo micidiale, colpisce la traversa e si inerpica verso il soffitto. Tiro veramente una bomba, per così dire. Adesso Tommaso Volpe, altra staffilata che questa volta non si ferma sul corpo di qualche avversario. Recupera Giuliani Marchetti. Attenzione, tiro del giocatore molto molto pericoloso quando ha quell'attimo di tempo per mirare. Fa partire sempre dei tiri micidiali, tanto che Giuseppe Tagliapietra respinge, ma la pallina si ferma sul soffitto. Ancora il Montecchio con Giuliani Marchetti, tocco per Dalla Valle, pensava di aver fatto gol. Giuseppe Tagliapietra con un colpo di mano arrovesciato riesce a tirar fuori la pallina. Colpo micidiale del portiere, è riuscito in un'impresa incredibile. La pallina era già dentro praticamente, riuscito con un colpo di mano di estrarla, tenerla fuori prima che entrasse e che superasse la linea di porta. Allora il Breganze deve mettere a punto qualcosa di più, quel qualcosa di improvviso che non si aspettano. Attenzione, Calvo, numero 2 del Montecchio, dà all'indietro per Giuliani Marchetti. Passaggio di Zanini per Dalla Valle, ancora un'impresa di Giuseppe Tagliapietra, tira fuori la pallina, veramente sembrava già dentro, destinata al gol, e invece Giuseppe Tagliapietra riesce con un colpo formidabile, uno scatto micidiale, riesce ad opporsi, non dare spazio a un Dalla Valle che stava tentando di sbloccare la partita. Adesso Battaglin per Dal Santo, è cambiata un pochino la musica, ancora doppia parata di Zanfi, doppio tiro di Facundo, doppia parata di Zanfi, è cambiata un pochino la musica. L'assetto, come aveva ben chiarito il mister Tiella, effettivamente lo sta mettendo in atto il Breganze, 2 volte molto molto pericolosi. Adesso Marchetti, Dalla Valle, tiro para Giuseppe Tagliapietra, riesce a respingere Davide Zanini, il passaggio supera anche il portiere del Breganze, arriva a Dalla Valle. Andrea che alza, schiaccia addosso a Giuseppe Tagliapietra, questa volta sbaglia un pochino, bastava allargare un attimo, tiro da lontanissimo di Giuliani Marchetti, agguanta Calvo Maldonado, agguanta la pallina, è insistente l'azione del Montecchio Precalcino, sceso qui a Breganze con tutti gli intenti. Adesso cade Franco, scivola Franco Giuliani, protesta per l'alzata di stecca del giocatore del Breganze. Battaglin, un 7 colossale, aveva mirato, aveva tirato nel controattacco. Giuliani va al tiro para Giuseppe Tagliapietra, ma dobbiamo dire che
Battaglin aveva mirato perfettamente, è veramente una disdetta, perché solo il montante, il 7 della porta di Zanfi preclude il gol al Breganze. Intanto vediamo che è entrato anche Antonio Tagliapietra, lo riconosciamo dal super casco che indossa per proteggersi la parte davanti del volto. Tagliapietra, Antonio tenta di superare Marchetti, non ci riesce, la pallina arriva a Calvo, Maldonado la dà a Davide Zanini, scende sulla sinistra e allora tiro da lontano di Calvo, agguanta la pallina Andrea Dalla Valle, tiro un po' di pallonetto verso Giuseppe Tagliapietra, Calvo che si presenta nuovamente al cospetto del portiere, chiuso in maniera irregolare secondo l'arbitro Francesco De Palma. Quando stava per tirare Calvo Maldonado, secondo l'arbitro Stefano Dal Santo ha chiuso con una steccata, ha chiuso lo spazio per il tiro, e quindi rigore, tiro di rigore per il Montecchio Precalcino, quando siamo entrati appena adesso nel secondo quarto di gara. Calvo Maldonado contro Giuseppe Tagliapietra, tiro di rigore. Tiro ed è raso terra, passa in vantaggio il Montecchio Precalcino. 11:15 al termine del primo tempo, sblocca il risultato. È il Montecchio Precalcino, è micidiale dal dischetto il giocatore del Montecchio Precalcino, Calvo Maldonado, sfrutta al massimo l'occasione, infilza Giuseppe Tagliapietra, e allora altro fallo di squadra, e adesso sta un pochino dilatandosi i falli del Montecchio Precalcino, siamo a 5 contro 3. Tiro di Dal Santo, parata di Zanfi, anche se probabilmente ha visto all'ultimo momento la pallina, riuscito a respingere. Ancora il Montecchio in avanti con Calvo, accesissimo come avevamo detto l'incontro, questo derby, questa rivincita diciamo della partita di andata terminata sul pareggio. Sta molto stretto al Breganze, ma al momento è il Montecchio Precalcino che conferma l'ottima forma, l'ottimo momento di campionato. Come avevamo detto, è arrivato a piazzarsi attorno alla postazione che può dare il playoff. Tiro di Giuliano Marchetti, deviazione, rumoreggia il pubblico perché il numero 2 del Montecchio è andato addosso al portiere. Adesso intanto vediamo con il 4 che è entrato anche Michele Dalla Valle, mentre commette fallo il 5 Giuliani Marchetti, e non si può più fare il blocco con il corpo piegato. Questo è già dall'inizio dell'anno, quindi adesso dà il richiamo verbale, diciamo che è molto più chiaro con il cartellino giallo sia a Giuliani Marchetti sia a Tommaso Battaglin, che stanno continuando a chiarirsi le idee con battute accese. Il signor De Palma non c'è più stato, quindi giallo per entrambi. Riparte il Breganze, tiro di Dal Santo,
la pallina si impenna, recupera il Montecchio, Davide Zanini per Michele Dalla Valle, per Giuliani, chiude Antonio Tagliapietra, rilancia il Breganze con Giovanni Tagliapietra per il fratello Antonio, tiro, si stende al suolo Calvo Maldonado, non intende intervenire il signor De Palma, un 3 contro 2, attenzione, occasione per il Montecchio, rientra però Battaglin che investe il numero 5 Giuliani Marchetti. Fallo del Breganze al limite dell'area. Davide Zanini sulla pallina per Marchetti, tiro accompagnato, non va oltre la barriera del Breganze, barriera formata da Stefano Dal Santo. Adesso tocco di Marchetti per Zanini che riesce a schiacciare un po' troppo basso, va addosso a Giuseppe Tagliapietra, il portiere del Breganze, e quindi l'occasione, però un gesto tecnico notevole fra i due, passaggio, tocco e schiacciata veramente eccellente per un non nulla, non è andato a buon fine. Adesso ancora fallo per il Montecchio Precalcino. Si sta decisamente accendendo l'incontro quando siamo a 8:38 al termine del primo tempo. Breganze che non ci sta, va al tiro, tocca Antonio Tagliapietra che ferma la pallina inavvertitamente, recupera il Montecchio con Marchetti che serve Zanini, non trattiene la pallina inviata con troppa violenza da parte del numero 5 del Montecchio. Battaglin tentava di servire Giovanni Tagliapietra, ma c'è un Giuliani Marchetti di mezzo che recupera palla, la dà a Michele Dalla Valle. Scambio molto largo fra i giocatori, Giuliani non riesce a superare Dal Santo, riparte il Montecchio con Calvo, scontri a fuoco, corpo a corpo molto accesi, cerca di adesso il signor De Palma combina il giallo anche al numero 2 del Montecchio. Riparte il Breganze con Dal Santo per Giovanni Tagliapietra, ancora Dal Santo, scambio con Battaglin. Stanno partendo da metà pista, scambio Giovanni Antonio Tagliapietra si trova davanti, sbaglia proprio l'ultimo tiro. Tommaso Battaglin bravissimo a tenere la pallina, a resistere all'attacco di Calvo Maldonado, riparte Dal Santo, tocca per Battaglin, un passaggio che non si è ben capito quale dei due Tagliapietra voleva servire, ed infatti è andato a vuoto. Allora tocco Battaglin, esagera anche il Breganze, adesso si fa prendere la mano, stava andando via Davide Zanini certamente. Tocco irregolare, caduta del numero 8 e quindi fallo di squadra, time out chiamato da mister Tiella e cambi a ripetizione fra le fila del Breganze. Ci sono i due Tagliapietra, Cristian Costenaro e Facundo Posito adesso come quartetto esterno, mentre il Montecchio Precalcino con Andrea Dalla Valle, Giuliani Marchetti, Davide Zanini e Michele Dalla Valle. In porta Zanfi per il Montecchio Precalcino, Giuseppe Tagliapietra per il Hockey Breganze.
6 minuti e 51 al termine del primo tempo, risultato 1-0 per la squadra ospite in virtù della rete siglata da Calvo Maldonado sfruttando il tiro di rigore. Ripartenza in questo momento del Montecchio Precalcino affidata a Michele Dalla Valle. Tocco per Giuliani Marchetti, serve Andrea Dalla Valle, il 3 del Montecchio Precalcino, ex qui di casa. Ancora l'altro Dalla Valle, sempre dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra, tentava di servire Davide Zanini, non ci riesce per un non nulla. Allora Zanini va al tiro, Giuseppe Tagliapietra respinge, ancora tiro di Zanini, para Tagliapietra, è pericolosissimo la girata del numero 8 del Montecchio. Il Breganze però che parte in avanti, Facundo per Giovanni Tagliapietra che gli ritorna pallina, non riesce a tirare ma insiste il Breganze, Cristian Costenaro, tiro al volo su passaggio di Giovanni Tagliapietra, però c'è un certo Marco Zanfi in porta del Montecchio che fino a questo momento è una pedina insuperabile. Grazie anche alle due traverse colpite dal Breganze a portiere battuto, bisogna ricordarlo. Sta di fatto che siamo ancora 1-0 per il Montecchio, tiro di Giovanni Tagliapietra, para Marco Zanfi, riparte il Montecchio, Andrea Dalla Valle, Giuliani Marchetti, finta, viene in avanti, tocco all'indietro per Andrea Dalla Valle che si accascia ma non si ferma l'azione, tiro di Cristian Costenaro fuori dallo specchio della porta. Fischia adesso il signor De Palma. Cambio, esce Antonio Tagliapietra, entra Tommaso Volpe, colpito al volto Andrea Dalla Valle, si lamenta, lo vedete, si era accasciato al suolo, l'azione non era stata fermata dall'arbitro, quindi ben ha fatto il Breganze a continuare, non ha sortito effetto. Quindi riparte il Breganze, Cristian Costenaro si libera di un giocatore, colpo deviato, pallonetto, supera Zanfi ma si batte sulla traversa, è la terza occasione che non va a segno, quindi una disdetta per il Breganze. Azione individuale di Cristian Costenaro, si era liberato del proprio giocatore. Attenzione Marco Calvo Maldonado, riparte il Breganze con Facundo Posito, passaggio di Volpe per Facundo Posito, lì c'è una certa mattonella che lui conosce molto bene, si gira e di piatto infila Marco Zanfi, quel piccolo pertugio prima vicino al palo, è micidiale l'esecuzione, perfetta, bellissima anche l'azione, la ripartenza di Volpe da un passaggio perfetto, raso terra, non può far altro che deporre dentro la rete del Montecchio Precalcino e pareggio quando mancano poco più di 4 minuti al termine del primo tempo. Allora Giuliani Marchetti alza la palla, tenta una conclusione eccezionale, adesso spinge Tommaso Volpe che cade al suolo, si lamenta il Giuliani Marchetti. Siamo a 9, però si è acceso la luce rossa sul tavolo giuria, quindi 9 falli per il Montecchio Precalcino. Calvo, insiste il Montecchio,
tiro di Michele Dalla Valle molto debole, para Giuseppe Tagliapietra. Fallo adesso del Breganze. In attacco i due argentini. Giuliani Calvo, Giuliani tenta di servire, attenzione, Giovanni Tagliapietra fa la finta, ancora un'asta, ribatte, attenzione, forse da vedere perché il tiro era stato deviato da Michele Dalla Valle, altra asta, ribatte a rete Giuliani Marchetti, la palla alta, bellissime le azioni sia da una parte che dall'altra. Non valido il gol di Giuliani Marchetti, ma per un non nulla anche di qua non era andato a buon fine. Adesso Cristian Costenaro, tiro, ribatte Michele Dalla Valle. Dobbiamo dire che dopo aver preso la asta Giovanni Tagliapietra, Cristian Costenaro aveva ribadito in rete, non ho visto bene, ma sembrava che fosse stata una deviazione dentro la lunetta di Michele Dalla Valle, quindi però l'arbitro non ha fermato l'azione, quindi tutto regolare. Tiro di Dalla Valle, Andrea si ferma sulla rete di fondo, il Breganze rilancia nei ultimi 2 minuti finali. È Posito che scarica su Cristian Costenaro, ancora i due si scambiano la pallina, non trova il varco giusto il Breganze per affondare l'attacco. Allora Posito, chiuso da Andrea Dalla Valle, riesce comunque a tirare, Marco Zanfi risponde, Volpe per Giovanni Tagliapietra, parata di Marco Zanfi, pallina che tocca il giocatore col ginocchio a terra, non può far altro che dare il rigore il signor Francesco De Palma. So se riusciamo a rivedere l'azione, chiedo qui alla regia, e vediamo dal monitor di servizio. Vabbè, proveremo più tardi. Intanto c'è l'esecuzione affidata a Cristian Costenaro, tiro di rigore, parata di Zanfi, ribadisce in porta Cristian Costenaro, ancora Zanfi che para, quindi nulla di fatto. Altro tiro di Volpe, lo ferma con la stecca Calvo Maldonado. Ultimo minuto vibrante di gioco del primo tempo. Giuliani Marchetti, tiro, conclusione, si ferma su Giuseppe Tagliapietra, riparte subito il Breganze con Cristian Costenaro, Giovanni Tagliapietra. Si ferma un attimo, ben piazzata la difesa del Montecchio, niente da dire, ben registrata dal signor Ginestar. Poche sono state le occasioni. Adesso questa di Facundo che tocca per Giovanni Tagliapietra, non abbiamo capito cosa ha fatto, invece di tirarla dentro è riuscito a girare la pallina fuori. 42 secondi al termine del tempo. Facundo Posito non riesce a servire Giovanni Tagliapietra per l'intervento di Calvo Maldonado, che ha chiuso egregiamente tutti gli spazi. Vibrante la fine di questo primo tempo. Allora Calvo Maldonado cerca il compagno Michele Dalla Valle che non riesce in tempo utile a liberare la propria metà pista. Tiro di Cristian Costenaro, era messo molto male, quindi non riesce. Altra bomba di Giovanni Tagliapietra, para Zanfi. Riparte il Montecchio, c'è tempo per andare a conclusione. Michele Dalla Valle non riesce a tirare, passaggio ad Andrea, non riesce il tocco al volo. Allora si ferma un attimo il Breganze, c'è Volpe che non se la sente, invece alla fine tira
un tiro che non fa male al Montecchio Precalcino. Marco Zanfi riesce a ribattere tranquillamente, si chiude con il fischio del signor De Palma questo primo tempo giocato veramente a testa alta da entrambe le formazioni. Vi diamo appuntamento a fra 10 minuti. Grazie a tutti voi.
Gentili ascoltatori, riprendiamo il collegamento qui dal Pala Ferrarin di Breganze. È in corso la partita fra Hockey Breganze e Hockey Montecchio Precalcino, che vede un pareggio fino a questo momento 1-1 grazie alle reti di Calvo Maldonado per il Montecchio Precalcino e Facundo Posito per il Breganze. Quindi 1-1 al termine dei primi 25 minuti di gioco. Il Montecchio, la squadra ospite, è già pronta in pista, la stessa formazione copia e incolla della partenza del primo tempo, con Marco Zanfi in porta, poi c'è Giuliani Marchetti, Andrea Dalla Valle, Calvo Maldonado e Pozzo Nicola, esattamente copia della partenza del primo tempo. Per il Venetalab Breganze abbiamo invece Giuseppe Tagliapietra in porta, poi abbiamo Tommaso Volpe, Stefano Dal Santo, Tommaso Battaglin e Facu Posito. C'è da chiudere un piccolo foro che si è creato nella porta attualmente di Giuseppe Tagliapietra, difesa dal giocatore del Breganze, quindi momento da registrare un attimo appunto la rete, fatto anche questo. Il signor Francesco De Palma può dare inizio alla gara, c'è anche che lo coadiuva dal tavolo il signor Luigi Luna, e quindi muoverà pallina i bianco-grigi del Breganze con questa divisa di Nuova Foggia, a contrastare il nero con qualche bordino verde del Montecchio Precalcino. Muove palla Tommaso Battaglin, Stefano Dal Santo, recupera però il Montecchio Precalcino, subito affida Calvo Maldonado a Giuliani Marchetti, cade Nicola Pozzo, commette fallo, stava andando indietro, stava patinando all'indietro Stefano Dal Santo. Nicola Pozzo, cadendo, gli ha fatto un trabocchetto, come si soleva dire una volta, e quindi fallo che è il 10º, punizione per il Venetalab Hockey Breganze. Se ne incarica il 14 Facu Posito, muove palla, supera, no, non supera Marco Zanfi, che gli tocca via la pallina, quindi non sfrutta l'occasione la squadra di casa. Peccato, era una grossa occasione, il 10º fallo che non se ne appropria, non lo porta a buon fine Facu Posito. L'intervento comunque di Marco Zanfi pregevole per tempismo, e riesce a buttargli via la pallina, quindi non dargli modo di eseguire il tiro finale. Allora è il Breganze che muove palla adesso con Tommaso Volpe che scende sulla destra, si accentra, non va al tiro, alza la pallina, tocco ancora di Tommaso Volpe, era caduto Andrea Dalla Valle, però non ha toccato palla e non gliela può neanche tirare più addosso, altrimenti commette fallo, e così non ha fatto Tommaso Volpe regolarmente. Tiro di Andrea Dalla Valle molto smorzato, arriva su Giuseppe Tagliapietra che para senza difficoltà. Adesso tenaglia fra Calvo Maldonado e Giuliani Marchetti, rubano palla a Tommaso Battaglin. Calvo Maldonado riesce a agguantarla, a dare all'indietro al proprio compagno, e allora Nicola Pozzo per ancora Giuliani Marchetti. Muove molto palla il Montecchio Precalcino senza affondare. Adesso Tommaso Volpe
cerca di recuperare la pallina, si chiude dal Santo, finta, rasoterra, battuta di Giuliani Marchetti che non risparmia niente, passaggio a Andrea Dalla Valle e sigla la rete. Bellissima l'azione, non come era iniziata, perché è iniziata con sembrava un fallo. Comunque Giuliani Marchetti in diagonale sulla sinistra vede un Andrea Dalla Valle posizionato proprio davanti alla porta e gli affida una pallina, rete di Dalla Valle, 2-1 per il Montecchio Precalcino. Azione pregevole costruita totalmente dal numero 5 del Montecchio, veramente in strepitosa forma questa sera, che si porta in diagonale sulla sinistra, vede di sfuggita il Andrea Dalla Valle piazzatissimo, gli affida un assist praticamente d'oro ed il giocatore non se lo fa sfuggire. Adesso frana addosso al portiere del Breganze, deve ripartire, ricostruire il Veneta Lab con calma, con serenità, con tranquillità. C'è tutto il tempo per poterlo fare. Sta di fatto comunque che il Montecchio Precalcino ha messo di nuovo il muso avanti. Giuliani Marchetti non affonda, ritorna all'indietro, non si intende con Nicola Puzzo, recupera Tommaso Battaglin, serve Facu Posito, Battaglin che rischia di perdere palla, invece la agguanta nuovamente il Breganze, non riesce il passaggio di Volpe per Facundo Posito e neanche il servizio per Calvo Maldonado, che comunque tentava di servire Andrea Dalla Valle troppo in avanti. Tiro di Volpe, pallina recuperata dal Santo e smaliziati i giocatori del Montecchio. Tiro di Dalla Valle che frana addosso, un rumoreggiare tremendo da parte degli fan del Montecchio Precalcino. Non si scompone il arbitro della partita, il signor Francesco De Palma, fa continuare l'azione. È ancora il Breganze in possesso, adesso perde palla per Calvo Maldonado, tiro deviato, para Giuseppe Tagliapietra. Ancora Posito, perde pallina per il Montecchio Precalcino, tiro accompagnato di Andrea Dalla Valle, di un non nulla fuori, sfiora il montante di Tagliapietra e insiste il Montecchio Precalcino, sfrutta il momento favorevole. Evidentemente il Breganze ha accusato il colpo, prima azione, però attenzione, Volpe non riesce a tirare, chiuso così com'è dalla difesa del Montecchio. Ora si chiudono addirittura in 4 dentro l'area. Nicola Pozzo, passaggio per Andrea Dalla Valle, tocca di un non nulla Giuseppe Tagliapietra. Adesso Tommaso Volpe eccede quell'attimo in più, i due giocatori sono arrivati all'angolo in tutta velocità e quindi fallo del giocatore dell'87. Tanto un giallo anche per la panchina del Montecchio. C'è Michele Crovadore, persona conosciutissima nell'ambiente dell'hockey, giocato proprio tantissimo anche fra le fila del Breganze, e pallina in attacco per il Montecchio Precalcino, che sta dando corpo al vantaggio che ha acquisito.
Andrea Dalla Valle si era girato, però Calvo Maldonado era in posizione defilata, quindi non poteva andare al tiro. Tenta di liberarsi Dal Santo per tirare, ancora scarica su Facundo, tocco di Dal Santo al volo, riesce a colpire la pallina, non indirizzarla in maniera precisa verso Marco Zanfi al fine di superarlo. E insiste il Montecchio, tiro di Calvo Maldonado, rasoterra, para Giuseppe Tagliapietra, bomba di Dal Santo, devia Marco Zanfi, quel tanto che basta per mandarla fuori dallo specchio della porta. Allora ancora il Montecchio con Giuliani Marchetti, dà all'invio di Calvo Maldonado, Calvo che si accentra, pallina che arriva a Pozzo, sta ricostruendo il Montecchio dalle propria metà pista, riesce Giuliani Marchetti a tenere pallina, la alza, il tocco finale non è indirizzato verso la porta. Allora Andrea Dalla Valle, tiro velenoso, ripartenza del Breganze, ma capisce tutto Nicola Pozzo e chiude il passaggio di Facu Posito per Battaglin, ribattuta subito del Montecchio. Andrea Dalla Valle per Nicola Pozzo che sbaglia ad inviare proprio verso la porta di Giuseppe Tagliapietra. Allora gira, tentativo nuovamente di alzata per poi schiacciare, recupera però Calvo Maldonado e chiude Volpe, si aggira, passaggio, tiro, tocca Marco Zanfi, tocca il 7, ancora una volta salva il porta del Montecchio Precalcino. Calvo in ribattuta, parata di Giuseppe Tagliapietra, ci mette il guantone, pallina diretta verso il 7 del Breganze e quindi cambio fra le fila del Montecchio, esce Dalla Valle ed entra Davide Zanini. Pozzo per Calvo, Zanini scende sulla destra, gira dietro porta, attaccato da Battaglin, non riesce a effettuare il passaggio, se non adesso verso Pozzo, chiuso da Dal Santo. Se però non ci mette la stecca Giuseppe Tagliapietra diventava molto pericolosa l'azione. Davide Zanini gira due volte per la pista, ancora Davide Zanini, passaggio troppo chiuso, respinge Tagliapietra, riparte il Breganze. Dal Santo che in girata colpisce la pallina, va addosso al pattino di Calvo Maldonado che dà un palombella che la deposita in rete. Vedete, girata di tiro sbagliato, sta di fatto che batte sui pattini di Calvo Maldonado. Si è messo a ridere il giocatore, però con le occasioni che aveva perso il Breganze, 3 o 4 pali, possiamo dire che va almeno in parità, e comunque è in parità 2-2 a 16 minuti dalla fine. Però il Montecchio insiste, è veramente in forma strepitosa. I giocatori adesso, Giovanni Tagliapietra non trattiene, ma è il Breganze in forza a venire su, tiro di Dal Santo, la pallina si impenna, riesce Marco Zanfi a buttarla al mittente, rispedirla per così dire. E infatti è di nuovo il Breganze che ha il possesso e vuol concludere l'occasione. Vediamo Tommaso Volpe, scende sulla destra, gira dietro porta, attaccato da due giocatori, alla fine capitola sull'azione di Davide Zanini. Calvo va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra,
recupera Calvo Maldonado, alza la pallina, la schiaccia sul portiere, ancora un intervento e siamo a tre interventi nel giro di 2 secondi. Incredibile i riflessi di Giuseppe Tagliapietra, ha precluso tutti gli spazi, chiede un attimo di sosta per detergersi la visiera. Intanto esce dal Santo, entra Cristian Costenaro. Non c'è un attimo di respiro in questa gara, bellissima, veramente giocata a tutto spiano da parte dei giocatori sia del Montecchio Precalcino sia dei giocatori di casa del Breganze. Un tifo che si sta aumentando, ci sono anche i piccoli ultras, vedete, che stanno acclamando i propri beniamini, pubblico foltissimo, spalti gremiti proprio sotto la nostra postazione in ogni ordine di spazio. E vedete anche di fronte a voi nelle tribune si stanno riempendo. Avvincente l'incontro fra le due formazioni che non riescono a superarsi per il momento in perfetta parità. Allora Calvo per Giuliani Marchetti, tenta un tiro accompagnato, chiude Cristian Costenaro, dà a Facu Posito che si libera del suo giocatore, va a un tiro un po' improbabile e infatti butta fuori la pallina dalla pista, dando così il possesso al Montecchio. Giuliani Marchetti che sta venendo in avanti, un po' meno esplosivo in questo secondo tempo. Sicuramente le energie profuse nella prima parte di gara si fanno sentire. Entrambe le formazioni stanno rifiatando, niente da dire. Vediamo a quale delle due può dare una mano questa fase di gioco. Cambio, esce Posito, entra Antonio dal Tagliapietra. Adesso Giovanni in combattimento con Giuliani Marchetti che si fa aiutare dal portiere. Tentativo di Davide Zanini di servire Calvo Maldonado, non riesce il passaggio. Allora Cristian Costenaro è chiuso in maniera irregolare dalla difesa del Montecchio, che ci ha messo non solo il corpo, anche qualche braccio in più, e infatti il signor De Palma non fa altro che dare il fallo di squadra. Antonio Tagliapietra per Cristian Costenaro, Giovanni Tagliapietra agguantato da il numero 2 del Montecchio. Allora Pozzo che lascia Giuliani Marchetti, il vero regista della squadra. Davide Zanini per Calvo, ancora Calvo, il motorino del Montecchio Precalcino. Ancora il 2 del Montecchio qui in azione. Questa volta Antonio Tagliapietra riesce a rubargli palla e a superare anche Giuliani Marchetti che non gli dà spazio, commettendo fallo, se andava via il giocatore. Azione molto pericolosa, era una superiorità numerica da parte del Breganze, un 2 contro 1 che poteva dar spazio a qualche iniziativa molto pericolosa. Attenzione, Cristian Costenaro serve mirabilmente a Antonio da Tagliapietra che non riesce a tirare. Giovanni Tagliapietra va al tiro, Marco Zanfi riesce a chiudere la girata. Adesso ad ogni fischio del signor De Palma il pubblico reclama. Sia da una parte che dall'altra c'è un continuo protestare. Noi ci mettiamo a guardare solo la partita
e il Montecchio in avanti, Pozzo per Giuliani Marchetti. Sta muovendo palla verso il centropista il Montecchio Precalcino, e Calvo adesso che scarica su Zanini, non riesce, non vuole affondare se non nel momento giusto. Adesso Giuliani Marchetti riesce a mettersi da solo davanti al portiere Tagliapietra con un sotto gamba questa volta. Attenzione, colpo di scena dà il blu a Giuliani Marchetti. Ha fermato in maniera irregolare Cristian Costenaro per l'ennesima volta. Questa volta però De Palma non risparmia il cartellino blu al 5 del Montecchio Precalcino. Quindi occasione dai 7 metri, 7,40, 7 metri per il Veneta Lab. Giovanni Tagliapietra all'esecuzione del tiro diretto. 12,09. Muove palla, tira, para Marco Zanfi, però c'è una superiorità numerica del Breganze. Davide Zanini però ha il possesso della palla, il Montecchio. Pozzo per Zanini, inferociti i giocatori del Montecchio. Davide Zanini, adesso un 3 contro 1, Cristian Costenaro troppo in avanti per Volpe. Nella azione precedente Davide Zanini era andato addosso al portiere, aveva fatto una specie di carpio cadendo al suolo, non ritenuta irregolare l'azione da parte del signor De Palma. Non è successo niente, mi dicono qui dal monitor di servizio, quindi ha fatto bene il direttore di gara. Adesso vediamo, c'è ancora molto tempo per andare a conclusione. Superiorità numerica per il Breganze, che ha schierato Dal Santo, Cristian Costenaro. Vediamo i 4 Dal Santo, tiro di Dal Santo, para Zanfi, Antonio Tagliapietra troppo velocemente spara su, ma è il Montecchio che si accaparra la pallina. Calvo Maldonado fa girare i giocatori del Breganze e recupera Cristian Costenaro che porta sull'azione. Sono però in due. Antonio Tagliapietra, tiro un po' troppo blando e riesce Marco Zanfi a respingere senza preoccupazioni. Il Montecchio in 3 sta aspettando il Breganze. Costenaro per Antonio Tagliapietra, i due si passano la pallina, interviene Pozzo, un po' troppo continuativo la serie di passaggi. Alla fine capisce l'intenzione Pozzo, ferma il passaggio a 2. Adesso è Davide Zanini che viene in avanti, toccato da Dal Santo, nulla di grave, niente di irregolare, tiro di Dal Santo per Giovanni Tagliapietra che non riesce a deviare. Allora Cristian Costenaro, è ottima l'intenzione di Pozzo che riesce a sventare. Ultimi scampoli di superiorità, tiro di Dal Santo, pallina deviata, non inquadra la porta. Parità, allora Cristian Costenaro va al tiro, però è parità numerica. Fallo di squadra del Breganze, attenzione, siamo a 9 falli per il Breganze. Rientra Giuliani Marchetti dopo aver scontato i 2 minuti in panca puniti, già rimesso dentro da Martin Ginestar. Siamo all'ultimo quarto di gara. Anche Andrea Dalla Valle è rientrato. Attenzione, pericolosissimo il giocatore.
attaccato Dal Santo, deve dare all'indietro per Giuliani Marchetti. Calvo, Maldonado, ancora i due argentini si scambiano la pallina. Adesso è Marchetti, tiro pericoloso, sempre molto pericoloso il giocatore. Riesce a recuperare un primo movimento palla il Montecchio Precalcino, però alla fine Costenaro che se ne viene fuori, chiuso da Pozzo che sta disputando una gara eccezionale. Tiro fortissimo, respinge Giuseppe Tagliapietra. Giovanni Tagliapietra tira e non inquadra la porta, occasionissima, questa volta ha caricato un po' troppo il tiro invece di rallentare un po' la violenza della conclusione e mirare un pochino meglio. Peccato per il giocatore, certamente. E allora il Montecchio Precalcino, Calvo e Dalla Valle, Marchetti. Ancora a centropista il Montecchio Precalcino, fatica un po' a trovare l'occasione per andare a tiro. Cristian Costenaro messo a terra da Calvo che gli combina il blu, questa volta l'aveva recuperato la pallina, cadendo ci mette la mano, fa incespicare il giocatore. Se ne esce arrabbiatissimo il 2 del Montecchio Precalcino, Francesco De Palma. Vediamo non eccede, time out chiamato da Mister Tiella. Vorrei farvi notare che la torretta illuminata dalla parte del Veneta Lab vede la T accesa e la F accesa, quindi la T sta per time out, la F per i 9 falli. Siamo a 8 minuti e 30, occasione per il Veneta Lab Breganze che va al tiro diretto con Facu Posito. Vediamo cosa si inventerà questa volta il giocatore. Prima Marco Zanfi è riuscito a spedirgli via la pallina. Muove palla, si posiziona davanti, lascia stendere il portiere del Montecchio, aspetta proprio che sia fermato e infila in diagonale, infila il Zanfi che aveva fatto di tutto per opporsi, lo infila con un pregevole pallonetto sotto la traversa. In vantaggio per la prima volta il squadra di casa. Vediamo adesso la reazione del Montecchio Precalcino che sarà veemente, di sicuro è ritornato anche in parità subito di numero degli esterni il Montecchio a seguito della rete alzata di Giuliani Marchetti che insiste con Cristian Costenaro, fallo di Cristian Costenaro ed è tiro diretto per il Montecchio Precalcino. Avevamo detto le due luci accese, occasione ai 7:59 del secondo tempo. Attenzione perché il numero 5 del Montecchio, pericolosissimo, dotato di una tecnica formidabile, muove palla, la alza, ma alza il gambale anche Giuseppe Tagliapietra, non dà spazio al giocatore che sbaglia. Questa volta più che sbagliare il giocatore che si era portato dalla sinistra alla destra ci ha messo un gambale in più Giuseppe Tagliapietra, precludendo lo spazio al numero 5 del Montecchio. Niente da fare, quindi adesso scontri, tiro di Facu Posito micidiale
parata anche di Zanfi, veramente eccezionale per tempismo. Adesso Dal Santo attaccato da Andrea Dalla Valle, chiama i propri compagni alla calma. Dal Santo dall'alto della sua esperienza: non facciamoci prendere dal nervosismo. Dalla Valle, tiro, ed è occasionissima per Giuliani Marchetti, che non riesce a buttare dentro la pallina. Incredibilmente la recupera, però non riesce a servire Davide Zanini, quindi non si sviluppa l'azione del Montecchio. E adesso gli ultimi minuti, sarà ad ogni scontro un corpo a corpo micidiale fra le due formazioni. Tentativo di Antonio Tagliapietra, riesce a sventare Marco Zanfi. Giuliani Marchetti va al cadere, però altro blu. Questa volta ha reagito. La sua caduta non era per niente procurata dal 53 del Breganze, non era stata procurata, e quando si è rialzato è andato a reagire davanti a Francesco De Palma, che non può aver fatto altro che dargli il cartellino blu, secondo cartellino blu per il giocatore. Intanto si stanno accendendo anche i tifosi del Montecchio Precalcino. Ancora Posito all'esecuzione del tiro diretto. Prende la rincorsa questa volta. Muove palla e segna! Non ho capito, onestamente non ho capito dove ha tirato e quando ha tirato. Abbiamo il replay, per fortuna, per poter rivedere l'esecuzione, il gesto tecnico. Vedete, si è portato davanti, ha fatto una specie di finta e ha accompagnato la pallina dentro la porta del Montecchio Precalcino. Doppio vantaggio per il Breganze, non ci starà proprio per niente il Montecchio Precalcino, non ci starà. Adesso Cristian Costenaro non riesce a tirare in un primo momento, ci riesce dopo. Marco Zanfi respinge, devia fuori dalla porta. Adesso sarà incendiati questi minuti finali. Cristian Costenaro viene in avanti, tocca per Antonio Tagliapietra, che non riesce a ribadire a rete per un non nulla. Riconquista palla Antonio Tagliapietra, Pozzo lo disturba, non consentendo la esecuzione finale della conclusione a rete. Quindi il Breganze, che adesso si piazza a 3 nella propria metapista. Chiaramente l'intenzione è quella di far passare il tempo. Si stanno lamentando, forse non era partito il cronometro, non abbiamo visto, mi sembrava che fosse tutto in ordine, però adesso il signor De Palma va a parlare con Luigi Luna per chiarire la situazione. Tifo sfegatato dei piccoli sostenitori del Breganze, che fanno gli ultras in anticipo sui tempi. Bellissimo il tifo delle giovani leve di casa qui, dei rossoneri del Breganze, in divisa bianco-grigia questa sera. Tiro di Michele Dalla Valle, para Tagliapietra, ancora Zanini davanti a De Palma, non può far altro che dargli blu, ma è un continuo. Evidentemente sono saltati i nervi ai giocatori
un fallo che non occorreva fare proprio nel modo più assoluto, proprio sulle a pochissimi centimetri dal direttore di gara, che vede tutto in perfetto tempismo. Si salta anche la panchina del Montecchio Precalcino, allontanano addirittura l'allenatore. Va a quietare gli animi Luna, il secondo arbitro, va a calmare quelli del Montecchio Precalcino. Sta di fatto che c'è l'ennesima esecuzione dai 7 metri da parte di Posito. Dai Facu! Vediamo cosa si inventerà il giocatore. Ancora muove palla, si piazza davanti al portiere, l'alza, questa volta non riesce a schiazzarla in porta, per poco si salva il Montecchio Precalcino. Sono però in inferiorità numerica. Michele Dalla Valle, contrastato da Cristian Costenaro, che gli ruba pallina, si ferma. Hanno tutto il tempo il Breganze per piazzarsi, non andare a conclusione immediata, ma ragionare, far perdere tutto il tempo possibile, arrivare ai 45 secondi di possesso pallina. E infatti così fanno, così sta facendo Dal Santo, che sta proprio richiamando i propri compagni al possesso fino all'ultimo secondo. Tiro adesso di Dal Santo, ribatte Zanfi, pallina ancora del Breganze, attaccato da Calvo Maldonado, riesce a rubare la palla a Antonio Tagliapietra. Viene in avanti in 3 il Montecchio Precalcino, deve tentare il tutto per tutto. Ormai siamo agli sgoccioli della partita, gli ultimi 4 minuti e 15 secondi. Allora anche in 3 devono fare azione di attacco. Calvo Maldonado per Michele Dalla Valle, Michele Dalla Valle per Andrea Dalla Valle, passaggio per Calvo, ma è sempre sotto l'intervento di 2 giocatori. In girata tentava di cogliere di sorpresa Giuseppe Tagliapietra, piazzatissimo sul palo interno, quindi niente da fare per il Montecchio Precalcino. Giovanni Tagliapietra muove palla ad ampio respiro il Breganze. Sono già entrati però già in numero parità. Rientra Giuliani Marchetti, rischia il giocatore perché già stato colpito da 2 blu, non si risparmia, non lo risparmia Martin Ginestar, quindi adesso scende sulla sinistra, passaggio, chiude Dal Santo, il giocatore trattiene la pallina, adesso Posito per Cristian Costenaro, da solo davanti alla porta, non riesce a mirare esattamente per rendersi pericoloso. Caduta del Michele Dalla Valle, caduta a 2 minuti e 39, blu per Cristian Costenaro. Fruisce di una punizione, tiro diretto, non sembrava così grave, non mi esprimo. Il signor Francesco De Palma era lì davanti, ha reputato grave l'intervento del giocatore del Breganze e quindi occasione per il Montecchio Precalcino. Se ne occupa il numero 2 Calvo, muove palla, tira addosso a Giuseppe Tagliapietra. Adesso inferiorità numerica per il Breganze,
attaccato in maniera pazzesca dal Montecchio Precalcino, tiro di Michele Dalla Valle, para Giuseppe Tagliapietra, un tuffo praticamente, colpo di reni micidiale, è riuscito a alzarsi e a parare, attacco a quadrato del Montecchio Precalcino, ferma la palla il Breganze, la recupera Giovanni Tagliapietra, ma subito Giuliani Marchetti gli addosso. Ultimi 2 minuti di gioco, risultato 4-2, adesso è Dalla Valle Andrea, chiude Giuseppe Tagliapietra, tocco per Dal Santo che tira in avanti per Giovanni Tagliapietra che non trattiene, recupera Michele Dalla Valle, è già il Montecchio Precalcino che va al tiro con finta di tiro, Giuliani Marchetti ancora, Michele Dalla Valle, conclusione rasoterra, parata di Tagliapietra e insistente l'azione del Montecchio Precalcino, tiro di Calvo, devia Giuseppe Tagliapietra, chiama il time out Ginestar, Martin Ginestar chiama il time out a 1 minuto e 23 secondi. Dalla fine della partita. Inferiorità numerica, come abbiamo detto, inferiorità numerica del Breganze. Non cambia il portiere per il momento, il Montecchio Precalcino si avvale solo dei 4 esterni. Allora muove palla il Montecchio con Andrea Dalla Valle per Calvo, tocco per Michele Dalla Valle, da a Giuliani Marchetti, ancora Andrea Dalla Valle, giro a 4, riesce in un primo momento a fermare l'azione e però Facundo Opposito recupera Giovanni Tagliapietra, se ne esce Marco Zanfi, ma agguanta la pallina il Breganze con Giovanni Tagliapietra che non deve capitolare sotto la raddoppio della ottima l'azione. Giuliani Marchetti Dalla Valle tentava di servire Calvo, non ce la fa, è ancora fallo di squadra, ferma in maniera irregolare e questa volta spreca il fallo di squadra. Direi che non ha fatto male tutto sommato. 14-10 il conteggio di falli, ultimi 45 secondi di gioco, palla al Breganze, sono in 3, inferiorità numerica, tocco per Dal Santo di Giovanni Tagliapietra, recupera subito la pallina il Montecchio Precalcino, azione incredibile, 2 cadute in area, non è successo niente, passaggio di Calvo per Andrea Dalla Valle, colpito Giuseppe Tagliapietra, 30 secondi al termine dell'incontro, 30 secondi vibranti al termine di questo vibrante incontro fra 2 squadre che si sono più che affrontate a viso aperto, non si sono risparmiate in nessun modo. Gli eccessi di una squadra hanno consentito all'altra di sfruttare alcune occasioni con tiri diretti ed il risultato è 4-2 per il squadra di casa. Ancora Dalla Valle, pallina per Giuliani Marchetti, tira con troppo vigore, la palla alta, 17 secondi al termine dell'incontro. Dal Santo che scarica su
ritornati in parità numerica. Non demorde il Montecchio, tiro di Giuliani Marchetti, respinge Giuseppe Tagliapietra, recupera palla Michele Dalla Valle ed è Giovanni Tagliapietra che recupera pallina ed insacca mettendo la pietra miliare all'incontro. Riesce a rubare palla a Michele Dalla Valle e Tagliapietra. Giovanni riesce a mettere la parola fine con la quinta rete dell'incontro. Gesto tecnico incredibile da parte del giocatore, che è riuscito a superare un Marco Zanfi che questa sera si è prodotto in parate incredibili, quindi difficilmente superabile. 5-2, fischio finale della gara, si conclude la partitissima di ritorno fra queste due formazioni. Come avevamo detto, incontro accesissimo. Il Breganze aspettava qui in casa il Montecchio Pregalcino, l'unica squadra che l'aveva fermato su un pareggio nel girone di andata. Lo aspettava, è riuscita a resistere alle azioni del Montecchio Precalcino, la strategia che aveva messo in campo il signor Ginestar. Ha fruttato un pareggio nel primo tempo e anche un pareggio per la seconda parte della ripresa. Verso la fine però è capitolato il Montecchio Precalcino. Dobbiamo comunque registrare i saluti fra gli atleti in pista, il massimo del fair play, e anche il saluto con il direttore di gara. Noi non possiamo far altro che augurarvi una buona serata. Ci rivediamo qui al Palaferrarin di Breganze il 9 marzo, sempre domenica 9 marzo ci sarà lo Scandiano che affronterà la squadra di casa. A voi tutti un saluto, un ringraziamento da Modesto e un arrivederci a presto.